Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, sto registrando questo video, ormai è diventata un'abitudine perché volevo dire giovedì 27 agosto ovviamente alle 11:10. Ormai è mia consuetudine dire il giorno in cui registro, perché se magari mi dimentico qualcosa o cose simili cerco di avere una giustificante. Intanto scusate un attimo, mi serve una cosa sul PC, ok. Allora, come avrete letto dal titolo e come avrete saputo, Riccardo Sottil è un nuovo giocatore del Cagliari. O meglio, se vedrete questo video vorrà dire che Sottil è un nuovo giocatore del Cagliari. Allora, devo essere sincero, non l'ho visto tantissimo con la Fiorentina, né all'epoca con il Pescara. Però per quelle poche partite che ho visto, a me sinceramente non è dispiaciuto. L'unica cosa che mi fa pensare è che fine farà tipo Joao Pedro, perché sinceramente nel 4-3-3 di Di Francesco io Joao Pedro me lo immaginavo magari come ala sinistra, però andando a logica ci sarebbe sia Despotov che potrebbe fare, non so se Despotov è mancino, non lo so, vabbè, se è destro potrebbe fare a sinistra l'ala invertita e appunto abbiamo Sottilla che è un'ala sinistra di ruolo e non so che fine potrebbe fare Joao Pedro, non ne ho la minima idea, perché non so se riuscirebbe a trovare spazio, non ne ho idea. Comunque Sottilla, andiamo a vedere un po' le statistiche, perché io, avendo una memoria proprio orribile, devo andare a vedere quello che ha combinato la scorsa stagione almeno, giusto per capire più o meno di chi stiamo a parlare. Cioè, qualche partita me la ricordo, però non così ben impressa nella mente, ecco. Andiamo al rendimento per stagione, ovviamente guardo il tutto su Transfer Market, perché per forza. Andiamo a vedere la 19-20. Allora, 19-20 praticamente non ho fatto un cazzo, sostanzialmente non ho fatto un cazzo. Allora, zoomiamo un pochino. Ha giocato praticamente poco meno di metà campionato, perché ha giocato 18 partite e ha giocato 3 partite in Coppa Italia, dove ha fatto anche un assist. Devo dire che è abbastanza duttile però, perché lui è un'ala sinistra di ruolo, però ha giocato 6 partite come ala sinistra e 6 come ala destra. Ha giocato anche 4 partite come esterno destro, 3 come punta centrale, una come seconda punta e una anche come attaccante, proprio punta. No, cioè centrale, scusate, centrale di centrocampo, scusate. E beh, credo che sia abbastanza duttile e questo mi fa ben sperare, perché comunque è sempre bello avere dei giocatori che possano fare molteplici ruoli in rosa. Però è anche vero che questo giocatore, da quello che si sente, quindi non so se sarà la realtà al momento in cui si concluderà la trattativa, però dovrebbe essere in prestito Sottil. Non so se ci sarà un diritto o un obbligo, penso proprio no, ma un diritto di riscatto, quindi tendenzialmente lo prendiamo per far crescere un giovane che a me sinceramente può anche andare bene, però bisogna vedere, perché se fa troppo bene non lo so. Sicuramente spero non sarà un Pellegrini bis, nel senso uno che arriva a Cagliari e fa il coatto, ok? Io voglio gente che comunque si impegna, voglio gente che abbia carattere, gente che non siano dei ragazzini di 12 anni che in campo si mettono a fare Veroniche
Pellegrini, sto parlando di Pellegrini. Chi non se lo ricorda quando ha fatto la Veronica nella sua area mentre stava a difendere, vabbè. Quindi io spero che questo sia un prestito fatto in modo anche eventualmente da riuscire a prenderlo a titolo definitivo, perché comunque è un buonissimo giovane che si è fatto appunto tutte le trafile praticamente delle giovanili dell'Italia, dall'Under 18 fino all'Under 21, quindi è un giovane che secondo me, e sono anche i dati un po' a parlare, merita. Spero che vada bene questa cosa di Sottil, però ripeto, mi mette un po' di dubbi per quanto riguarda gli elementi che già abbiamo in rosa, perché João Pedro a questo punto rischia di non trovare collocazione e penso che sarà lui poi quello a partire, perché probabilmente ci sarà la cessione di uno dei tre big, che so, o Cranio, o Nandez o João Pedro. Non lo so, staremo a vedere. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere poi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!